sto facendo una bella scarpinata da casa mia per rivedere dopo tanti anni il nuraghe Serra Paulis, chiamato anche Canini Edu. È uno dei principali nuraghi complessi di Quarto Sant'Elena, forse il più grande è in realtà Tuvumannu, vicino al convento delle Carmelitane Scalze, però questo è comunque uno dei principali nel territorio. Notare, adesso siamo ancora in basso nella collina dove sta tramontando il sole, più o meno nel nuraghe New Grovo, dove vivo io. Ho trovato la tomba dei giganti e questa è la vallata di Serra Paulis. In fondo, ora zoomiamo, si può vedere il nuraghe Diana, ma una volta in cima ne riparleremo di questa situazione. E qui è dove sono cresciuto e dove sino a circa 28 anni ho girato. Il nuraghe si trova in cima esattamente a questa collina, che qua magari non sembrerà molto scoscesa, però in realtà forse guardando l'ombra e il pendio potete capire quanto sia effettivamente ripido. E ovviamente una delle giustificazioni per il fatto che i nuraghi sono messi in queste posizioni è che siano fortezze. Quando si vuole visitare il nuraghe Serra Paulis, io sconsiglio la visita ai deboli di cuore. Praticamente bisogna fare tutto il percorso, questa specie di sentierino che non usa ormai più nessuno. Si arriva nella parte che dà a sud della collina, quindi qui praticamente si tira su dritti sino ad arrivare a queste rocce. Se non trovate queste rocce vi state infilando probabilmente in qualche buco strano. Da qui la salita è un po' più agevole e soprattutto si arriva diretti sul nuraghe. Ora vediamo, il sole è lì, un quarto d'ora al tramonto, quindi non abbiamo molto tempo per fare il video, però cercherò almeno di arrivare in cima in tempo con un po' di luce. Si passa qua a sinistra sui frammenti dei conci, dei paramenti murari del lato ovest. Si trovano molti pezzi di argilla rossa che sembra un concotto come questo, con inclusi e altra roba. Probabilmente quando il nuraghe viene utilizzato si presume come una fornace. Siamo in cima e la cosa spettacolare è la visuale. Questo nuraghe è veramente bello perché controlla uno dei principali passaggi per entrare, diciamo, verso le montagne e l'interno. Quello è Punta Serpedì, Burceia, un po' più a destra, e quello invece, diciamo, il valico, e una volta l'ho fatto a piedi, che porta sino, eccolo là, sin su a Codoleddu. Esattamente è questo che sto filmando. Prima di arrivare lì però ci sono tutta una serie di monumenti. Anzitutto non si vede da qua, ma dietro questa collina c'è il nuraghe Medà Bruciao. Quest'altra collina, provo a usare la mano per indicarvelo, quest'altra collina è un altro nuraghe. Qua la zona è sgombra, cioè da qui a qui non ci sono monumenti, a parte quelli vicini come il nuraghe Marcolino, che è questo cucuzzolo qua. Poi si scende giù e ci sono i nuraghi qua Sighentu de Basciu, Sighentu de Susu,
qua giù Cucureddus e qua c'è il gruppo di Isoriceddus, diciamo esattamente dove si vede passare la galleria. La galleria tra l'altro passa sotto il nuraghe Oriceddus dovrebbe essere o 2 o 3, perché l'uno è quello più vicino al nuraghe, che in pratica sta qui, che è il nuraghe Murtineddu o Desudumbu. Poi c'è il nuraghe Sarku de Saspina, che è il collo più alto. In cima, in questa montagna, c'è il nuraghe Monte Akutsu, zoomato dal mio bellissimo dito, e più a destra, questo, c'è il nuraghe, adesso non mi sovviene, comunque, qua più a destra c'è il nuraghe de Isparas, qua il nuraghe Ismeris con la località, la villeggiatura e il fortino che prende il nome dal nuraghe Ismeris, praticamente è stato costruito sopra. Già indicato prima, questo cucuzzolo è il nuraghe Diana, che come potete vedere ha a destra una baietta e a sinistra il Smortorius, che è un'altra baia. Ah, guarda che spettacolo di tramonto! Questo è uno dei miei posti preferiti per guardare i tramonti, veramente veramente bello. Questo nuraghe è il nuraghe Saria, questa cosa qui, altri nuraghi ora non mi ricordo, ma non dovrebbero essercene, se non ovviamente già citato prima il nuraghe New Grove, che è, non si vede perché è un po' in controluce, però è più o meno dove c'è il serbatoio, quindi qui. Casa mia è un po' più qua, dietro il nuraghe, diciamo verso, proseguendo lungo questa collina più a destra, c'è la tomba dei giganti che ho fatto censire dalla sovrintendenza. Ovviamente qua Quartu, più avanti Sella del Diavolo, Cagliari, i vari paesi, Quartucciu, Maracalagonis più sulla destra, Sinai Settimo, si riconoscono perché ci sono due colline abbastanza identificative, che una si chiama Donna Ciccia e diciamo segnano il passaggio per Sinai e Settimo, considerando che io ho fatto le scuole medie a Settimo, penso di conoscere abbastanza bene dove risulta. Quella collina enorme che si vede laggiù è San Michele, con il castello. E niente, Cagliari è sempre bellissima, questo posto è sempre bello, ma forse è solo una questione di legame affettivo. Non ricordo il nome del nuraghe che risulta qui, però è abbastanza importante. Dovrebbe essere il nuraghe Bruncu de San Modizio, ok, mi sono ricordato. Quel nuraghe è importante perché segna il valico, il passaggio per la vallata di Tuvumannu, Palisteri, Callitas, quei nuraghi là, che praticamente se non ci fosse quel nuraghe lassù non si potrebbero vedere con i nuraghi, diciamo, di questa zona, se non facendo eccezione per il nuraghe Diana, che come vedete vede questa posizione, che è il nuraghe Serra Paulis. Però non dappertutto si vede il nuraghe Diana. Da New Grove si vede, se salite quando si poteva, ormai non si può più, sulla serbatoio dell'acqua potete vedere il nuraghe Diana. Ah, ok. Un altro nuraghe che non ho menzionato è nascosto dal colle di Ismeris ed è il nuraghe Capitana. Capitana, la località balneare, insomma, è praticamente localizzato dove c'è una pizzeria che ora non è più agibile di roccata. Ovviamente nel gruppo di Isoriceddus c'è Isoriceddus 1, 2, 3, nuraghe Cucureddus ve l'ho già citato, Murtineddu Desudumbu, Saspina e Monte Akutsu, che è il più alto di questa diciamo area geografica del Basso Campidano, anzi del Golfo degli Angeli, del Golfo di Cagliari. Il nuraghe Monte Akutsu è il più alto ed è questa cima qua. In tutta questa montagna non ci sono altri monumenti, se non andando in quella direzione
risalite il fiume, l'ho fatto una volta, e lì si arriva, indovinate dove? Alla tomba dei giganti di As Conchas. E adesso voglio farvi vedere un attimo il monumento. Rocce, non si capisce ma formano un anello, e questo è il paramento che dà a nord. Il sito è costituito da 2 torri, forse anche una terza che si sovrappone alle altre, ma come potete vedere non si capisce molto perché è completamente coperto da cespugli. Vi è questa zona poi che è rimasta sempre sgombra, probabilmente venne utilizzata come zona di riparo non tanto dei nuragici, il che però è plausibile, quanto penso in periodi più recenti, perché forma una specie di piccolo pianoro. Però se è una zona pianeggiante in teoria dovrebbe già essere stata sfruttata. E qua si vede una cosa bellina: questo masso è stato sollevato e gli è stata messa una zeppa dentro. Chissà che non fosse, non dico questo masso, però questo angolo, la zona di cava. Questa roccia è una roccia filoniana, cioè crea questi filoni che poi formano le creste di queste colline. Zoom in una e si vede abbastanza bene. Vedete le rocce che vanno a fare questa sorta di filare? Queste sono rocce filoniane e nello specifico dovrebbero essere apliti, dovrebbero, il condizionale è sempre d'obbligo. La cosa divertente di queste rocce è che si spaccano secondo linee geometriche regolari e sono ottime per fare conci per nuraghi, ovviamente. Infatti erano privilegiate dai costruttori. E qua siamo arrivati all'altra torre, che è abbastanza distrutta, e la cosa ugualmente simpatica è che noi, non avendo, intendo come gruppo di appassionati di archeologia, non avendo potuto studiare all'inizio della nostra passione monumenti completi, abbiamo iniziato a studiare questi nuraghi, che praticamente hanno pochi filari. Qua si vede qualcosa, e questo è il lato, vedete anche lì continua, il lato che dà a ovest, dove rimane un po' di paramento. Ok, ovviamente potendo lavorare solo su filari, 3-4 filari, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti. Porto a vedere il lato che dà ad est, dove un po' si conserva, vedete? Qua è indubbio che sia una torre. Abbiamo fatto un lavoro, un discorso più legato alla posizione, alla localizzazione, alle relazioni topografiche tra monumenti, e in cui ovviamente conoscerli è fondamentale. Se non si conoscono dove sono i monumenti non si può poi fare tutto un discorso che modernamente viene chiamato archeologia del paesaggio, cioè le relazioni tra siti, le relazioni intrasito, le relazioni intersito, e insomma con quello che poi è tutta lo skyline, paesaggio antico, la linea dell'orizzonte, quello che vedevano anche loro. Purtroppo qua anni fa non c'era la strada, io sono un po' luddista, ed era tutto molto più bello e silenzioso. Mi immagino chi aveva la casa là sotto e si è trovato da un giorno all'altro la strada in testa. Però devo dire che è molto utile questa strada, fondamentale per collegare la zona delle coste orientali. Comunque, da qua in poi non c'è più nulla, presumibilmente, non si sa. Questo è un bel posto per osservare anche ghepi. Qua c'è un punto in cui si appoggiano ghepi, poiane, eccetera, si vede dalle strisciate bianche. E dicevo, questa è la parte più completa del monumento. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto questo piccolo
tour alla scoperta dei nuraghi di Quartu. Ci ritroviamo su questo canale per nuovi video, insomma, per farvi conoscere un po' qual è la realtà di questo territorio. Caro saluto, a presto, ciao!